ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Ci siamo ben trovati, tale tutto, Brescia in tavola con Federica. Come va Federica? Ciao a tutti, benissimo, grazie. Sei brava, sei bella, tutto a posto? Tutti. Le ricette ti escono bene, la gente è quella contenta. di oggi è buonissima. Beh, questo è un classico, è un po' della Valtellina, i pizzoccheri. Yes, pizzoccheri della Valtellina, buonissimi. I pizzoccheri della Valtellina a Brescia in tavola con la Valtellina, vabbè, un giorno si capiranno anche queste cose. Che servono? Quali sono gli ingredienti per preparare i pizzoccheri? Servono i pizzoccheri che andremo a comprare, ci sono anche al supermercato, a meno che non vogliate farli, serve il grano saraceno, ma è una cosa già più complicata. Comunque, complessa, sì. un mezzo chilo di pizzoccheri, poi servono le verza, il burro, del formaggio, generalmente si usa il bitto, che è un formaggio tipico valtellinese, ma in sostituzione si potrebbe usare della fontina valdostana. Ragazzi, quando parla in italiano vuol dire che la cosa è importante. Perché almeno gli ingredienti. Giusto, sono una persona. Visto che te mia di te cicciaru. Mi stila. Te ma segniamo di sedate anche? Perché? Non se ne accorge nessuno. Dopo fa la televisione, lui la calbrao che fa la televisione. Sa famiglia si è maledicato, è sbadaccio, ma sei desedato chi? Ma cos'è che è? Desedato! Dimmi che te segno cosa di desedanne, Guardate che belle ragazze che abbiamo avvicinato. Nicoletta. Giusto. Ciao, buon pomeriggio. E la sorella. Esatto. E la mamma Lidia. Signora Lidia. Chi è il desedat? Che significa desedas? In dialetto, vabbè, insomma. Desedas. Tu sei qua della zona di Brescia? Diciamo di sì, ma sono una, acquisita. Acquisita? Sono una bresciana acquisita perché sono straniera. Ah, Vengo da Moldavia al 100%, però sono acquisita. Ah, c'è un genitore moldavo? Entrambi. Però sei... al 100%. Da tanto tempo stai a Brescia? Sì, sei nata qui? da qualche anno. Da qualche anno. Un bel po' di anni. Beh, hai imparato qualche parola in dialetto? Pochissimo, non qualcosina. Fis? Sì, ormai. Popa? Sì. Vabbè, le basi, Sono proprio quelle che bisogna sapere appena arrivi qua a Brescia, altrimenti... Ti ho tagliato fuori. Esatto. Desedat chi è? Chi è uno Desedat. Desedat. Svegliati fuori. Vedi? Grazie, ma tu non hai bisogno che già sei bella sveglia. In bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Alice e Marta. Ma Marta non può parlare, fa solo compagnia. È una buona compagnia quella di Marta? Sì, voglio molto bene. Sì. Ti dai i consigli giusti? Sempre, sì. Sempre? Sempre. Ogni tanto una qualche fregatura te l'ha tirata Marta? No, Marta stranamente no, Marta è brava. Tu, posso permettermi, sei fidanzata? No? Tu lo vorresti il fidanzato un po' così o bello desedato? Non ho ancora capito. Bello desedato, bello Sveglio, sì. Cioè, insomma, Sì, un po' spigliato fuori. Sì, che però devo ubbidire a quello che dici tu. Sì, palese. Ovvio. Può aver ragione lui. No, mai. Sempre io. che te sei stata desedata a sega fermare le cituline lì, desedata, che capi cosa vuol dire? Sì. Svegliato, desedato. Desedatto, hai capito? Desedatto, ragazzette. E capille ragazzette. Vabbè, dai. Demante con i nostri pizzoccheri. Allora, gonde c'è una bella pentola capiente, favore le nostre patate, ha detto che i vers, sempre tagliati. Quando è a metà cottura, gonde salà un po', con la sal grossa, e mi sbattono dentro i nostri pizzoccheri. Entra in un altro padello, sei da garese dopo che l'ho decotto, però sega lì mio, un altro padello bello capiente. Quando è cotto, si le verdure che i pizzoccheri, che gonde fa chi? Ciapà. E il burro che garon fat rosolà con la salvia, ok? Un strato con una schiumarola, allora che? Un strato di pizzoccheri verse patate, che mettiamo il nostro bel botter, e il formaggio che contagliata tu che sarà o il bitto o la fontina che è, e che mettiamo un po' di parmigiano, pamo, e i nostri pizzoccheri, e un strato di botter, un strato di formaggio e via dicendo, finché gonfinigo amalgamon tutto insieme e servo mai commensali. Questo
Pari però perché tu lo conoscessi davvero. questo Sì, perché piatto. il food è spesso. Ma è un piatto unico. Sì, Si mangia tanto con i pizzoccheri. Gli è sostanzius. Va bene, ci fa piacere, grazie. Vuoi salutare tu? Signori? Sì. Niente, dai, ben capito. Arrivederci. Alla prossima, grazie. Ciao, saluta bene, saluta bene, saluta.